Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella pillola del vostro marietto veneziano. Oggi voglio parlarvi di quando si sbaglia strada. È un racconto che ho vissuto il vostro marietto veneziano quando ero piccolino, ho incontrato una persona un po' birichina. Allora, però prima di iniziare questo racconto di quando uno sbaglia strada, il vostro marietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legale, al canale YouTube del marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E a lunedì sera in Telegram alle 20:30 il Degana Marietto Veneziano e coadiuvati da Milas, e mi raccomando, se avete problemi per entrare nel canale chiedete a Milas, tengono un percorso esoterico gratis e tutti sono invitati. Se entrate vi mettiamo giù il tappeto rosso. Bene, iniziamo con quelli che sbagliano strada, no? Perché sapete che il vostro marietto non è nero, ma insomma è dispiaciuto da vedere che tanti corrono dietro a menestrelli e a suonatori di piffero. Per iniziare la strada corretta, secondo il marietto veneziano, già avere in casa il libro di Lightman che ho promosso come si dice, nelle varie pillole è importante, perché vi tiene a riparo da questo racconto che faccio io. Qualche anno fa, quando ero piccolino, cioè più di 50 anni fa, a un tipo che effettivamente fisicamente era prestante e tutto, i LIM, e chi non sa i LIM, ho già spiegato in una pillola cosa sono i LIM, gli diedero dei poteri, gli diedero dei poteri forti. Questo tipo qua era un personaggio paragonato quasi al Padre Eterno nel paese dove vivevo io, no? L'unica cosa che lui non poteva fare era uccidere, ma tutto il resto lui poteva fare, e lì gli avevano dato questo potere qua. E chiaramente all'inizio questo signore qua non aveva capito bene la scala gerarchica dell'universo, poteva trasformarsi in qualsiasi cosa, poteva influenzare le persone in qualsiasi cosa, poteva spostarsi, insomma poteva fare grandissime cose, no? E purtroppo quando delle persone con mancanza di conoscenza spirituale, bassi a livello di bovis e di anima, e anime giovani anche, vengono dati certi poteri, molto probabilmente la cosa dà alla testa, il loro ego si gonfia, l'ego prende il dominio dell'anima e fa solo danni. E cosa è successo? È successo che lui si era messo in testa di eliminare il Vecchio Testamento e il Pentateuco, perché ce l'aveva a morte chiaramente con i cabalisti, e veniva sempre a rompere le scatole al vostro marietto veneziano. Anche il vostro marietto veneziano un giorno disse al suo babbo, cioè al mio babbo: senti babbo, ma perché non glielo diamo sto Pentateuco, così questo qui la smette di rompere le scatole? Chiaramente quando dico rompere le scatole andava giù pesante, faceva cose terribilissime, però il vostro marietto tornava sempre indietro bello pimpante. Però era un po' stanchino, perché insomma ero come un punching ball, e il mio vecchietto mi disse: senti, noi prima di tutto la Keter, il Vecchio Testamento l'ha dato noi, poi anche se noi glielo dessimo, questo qui non capisce una mazza perché è scritto in ebraico antico e quindi praticamente non servirebbero a niente a lui, e poi in ogni caso l'ha dato a noi e quindi a lui cipe cioppo. Beh, morale della favola, cosa è successo? Questo tipo qui però in paese riscuoteva un certo successo, nel senso che era praticamente paragonato al Padre Eterno, e la gente si sentiva sicuro dietro che avevano questo soggetto che aveva questi doni. Però cosa è successo? È successo che a un certo punto la moglie di questo tipo ebbe il cancro, e la gente si aspettava che con tutti i doni e i poteri che aveva questo soggetto la guarisse, no? Però purtroppo si resero conto che la moglie se ne andò e morì, e incominciò a perdere un po' il dominio questo signore qua, no? Sebbene chi lo incontrasse restava sempre allibito, perché era un uomo fisicamente prestante, di bell'aspetto e sempre vestito elegantissimamente, e poi con una dose finanziaria importante, no? E la gente cominciò a perdere un pochettino di fiducia in questo tipo qua, però lo rispettava sempre tantissimo perché aveva dei poteri importanti. Si risposò, ebbe un'altra donna, chiaramente continuò a rompere i santissimi il vostro marietto, e boom, anche la seconda donna prese il cancro. E morale della favola, dopo un po' morì, e intanto il vostro marietto, da 6 o 7 anni che aveva quando veniva bastonato da questo signore, continuava a crescere e ne aveva 23.
Alla fine andò a finire così che il vostro marietto se ne andò da quel paese e alla fine, senza che il vostro marietto si ricordò qualcosa, il tipo morì. Quindi morì prima la prima moglie, poi la seconda moglie, e lui. 3. Wow. 3 tutti di cancro perché avevano sbagliato via. Avevano sbagliato via, si erano sedute accanto al tipo sbagliato. Ma cosa successe? Anni dopo, più o meno verso i 38-40 anni, successe che al vostro marietto veneziano andò a parlare di un gruppo misterico sponsorizzato da un politico italiano. Questo gruppo misterico era sponsorizzato a livello finanziario da questo gruppo italiano, da questo politico, il cui politico aveva una figlia che aveva una casa editrice e questa casa editrice nella realtà è un paravento, è immensa questa casa editrice, fa 700 milioni di fatturato all'anno di money ai tempi, cioè sto parlando del 2000-2002, e andò a parlare con questo gruppo mistico di questi 4-5 maghetti da 20 milioni ai tempi, non so, adesso prenderanno 25.000 euro al mese a testa, e questi qui praticamente stanno tutto il giorno lì come si dice, a lavorare per questo politico e a cercare di fargli andare bene alla ditta e tutto quanto. Quando vennero a chiamare il vostro marietto per cercare insomma come si potrebbe dire, un accordo, un'assunzione, qualcosa del genere, il vostro marietto chiaramente, sapete che è sempre tontolone, che le cose le vede sempre storte. Chiaramente il vostro marietto in quel momento lì insegnava informatica, aveva una paga chiaramente bassissima in confronto a quello che mi avevano offerto, ma restò sulle sue il vostro marietto, sempre profilo basso, sempre con le orecchie basse, da tontolone alla Topo Gigio, e si fece i fatti suoi. Ma la cosa che al vostro marietto piacque, in un certo senso, di quegli incontri, è che gli fecero vedere dove era andato a finire questo tipo che da giovane aveva massacrato il vostro marietto, no? E lo tirarono fuori dal basso astrale. E quando il vostro marietto lo riconobbe, no? Perché riuscì di nuovo da quel posto in cui era andato a finire per le sue azioni, restò un po' sconvolto, perché insomma anche questi maghi che erano venuti da questa multinazionale dell'editoria sapevano il fatto loro, no? E restò sconvolto perché vide che questo tipo qui aveva proprio sbagliato strada ed era in un posto tremendo, è quello che è il basso astrale. Quindi quando si sbaglia strada, tipo salti quantici, quinta dimensione, vogliamoci tutti bene, arrivano gli arcangeli, gli extraterrestri, le basi lunari sulla Luna, insomma tutte queste cose qua, poi alla fine si paga un conto salatissimo, no? Questo solo per raccontarvi quello che il vostro marietto ha incontrato, uno dei tanti, e questo era praticamente paragonato al Padre Eterno in quel paese lì. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito. Se volete aggiungere dei commenti qui sotto, il vostro marietto è contento. Vi ringrazio di avermi seguito. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.